La invitiamo a effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. Trascorso inutilmente questo termine, procederemo come previsto dalla legge a esecuzione forzata. Così scrive Riscossione Sicilia, società che gestisce la riscossione dei tributi e di cui è socio di maggioranza la Regione Siciliana, nell'avviso di pagamento di 5 cartelle esattoriali per un importo di circa 11.000 euro notificate all'ex testimone di giustizia di Bivona Ignazio Cutrò. Non è la prima volta che lo Stato presenta il conto per debiti accumulati dall'impresa Cutrò, che per le difficoltà economiche sorte in seguito alle denunce contro i suoi estorsori dovette chiudere i battenti nel 2004. Nel marzo scorso un'altra cartella esattoriale da 39.000 euro era stata recapitata, ma venne temporaneamente congelata, forse grazie al clamore mediatico che la stessa richiesta di pagamento aveva suscitato. Non ho questa disponibilità economica, dichiara Ignazio Cutrò. Per me e la mia famiglia questa è stata l'ennesima umiliazione di uno Stato che anziché proteggerci ci ha abbandonato e ferito. Se questo è il trattamento che viene riservato a chi denuncia la mafia, noi rinunciamo volentieri a essere cittadini di questo Stato. In passato rassicurazioni erano giunte in casa Cutrò sul blocco delle cartelle esattoriali evase, ma ad oggi gli impegni assunti da Regione e Ministero dell'Interno non sono stati ancora mantenuti ed entro domani, mercoledì prossimo 22 gennaio, Ignazio Cutrò dovrebbe pagare l'importo richiesto. Sono stanco, aggiunge Cutrò, di continuare a lottare anche contro uno Stato assente e che io stesso ho difeso mandando in galera i mafiosi. 20 anni del mio calvario si trasformano in 5 giorni di tempo per pagare i debiti di una ditta costretta a chiudere per aver denunciato il racket. Se questo è il segnale di illegalità che vuole trasmettere lo Stato, dice ancora Cutrò, allora lo stesso non ha veramente capito niente. L'ex testimone di giustizia si appella anche alla sensibilità del governatore della regione Nello Musumeci, che da ex presidente della commissione regionale antimafia aveva più volte espresso vicinanza e sostegno all'imprenditore bivonese. Presidente, dice Cutrò, la regione può bloccare quelle cartelle, lei fino a prova contraria ne è il presidente. Chiedo al presidente della regione di rottamare queste cartelle, di bypassare il Ministero dell'Interno e di liberare la nostra terra da questa burocrazia che è peggio della mafia. Queste sono state le parole dell'ex testimone di giustizia Ignazio Cutrò.